primo torneo Open valido per le nuove prequali che assegneranno i pass per i BNL 2024 ha emesso i suoi primi verdetti. Sui campi del TC Padova hanno conquistato punti pesanti per raggiungere il rosso di Roma Manuel Mazza nel singolare maschile e Linda Salvi tra le donne. Mazza, 2-1 della TV Serba, testa di serie numero 1 del tabellone, ha sconfitto in finale il pari classifica Stefano Baldoni con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-1. Tutt'altro andamento per la finale femminile che ha visto il successo facile della 2-3 Linda Salvi del TC Sinalunga su Este Rivaldo del GS Argentario con un netto 6-0, 6-2. Sono contenta anche perché mi ero data come obiettivo la semifinale, prima del torneo, quindi sono riuscita a vincere il torneo, sono ancora più contenta, oggi è andata bene. 3 settimane di grandissimo tennis, quelle viste sui campi del TC Padova, ancora una volta pronto ad accogliere l'invito della federazione. Siamo orgogliosi e felici di aver potuto ospitare questo importante torneo, oltre 300 partecipanti, livello altissimo, oltre 10 2-1 in tabellone. La federazione ce l'ha chiesto e noi molto felici abbiamo colto questo appello, state 3 settimane impegnative. Sì, siamo molto contenti, numeri da record, ce l'aspettavamo organizzando il torneo in un circolo prestigioso come il Tennis Club Padova, ma veramente abbiamo superato le più rosee aspettative, oltre 300 iscritti di cui ben 180 con classifica di seconda categoria, cioè B, quindi direi che è stato un successo sicuramente.